Ariete, la settimana inizia con una buona dose di energia e positività, grazie al passaggio di Mercurio in Capricorno. Questo ti aiuterà a concentrarti sui tuoi obiettivi e a raggiungere i tuoi traguardi. In amore, Venere in Scorpione ti rende più passionale e sensuale, quindi approfittane per vivere momenti indimenticabili con il tuo partner. Toro, questa settimana è un'ottima occasione per dedicarti a te stesso e ai tuoi interessi. Mercurio in Capricorno ti aiuterà a pianificare il futuro e a raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, Venere in Scorpione ti rende più misterioso e affascinante, quindi approfittane per conquistare il cuore della persona che ti piace. Gemelli, questa settimana è un periodo di grandi cambiamenti, sia in ambito personale che professionale. Mercurio in Capricorno ti aiuterà a prendere decisioni importanti e a pianificare il futuro. In amore, Venere in Scorpione ti rende più carismatico e affascinante, quindi approfittane per conquistare il cuore della persona che ti piace. Cancro, questa settimana è un periodo di crescita personale e spirituale. Mercurio in Capricorno ti aiuterà a riflettere sulla tua vita e a trovare la tua strada. In amore, Venere in Scorpione ti rende più sensibile e romantico, quindi approfittane per vivere momenti indimenticabili con il tuo partner. Leone, questa settimana è un periodo di grande creatività e ispirazione. Mercurio in Capricorno ti aiuterà a esprimere il tuo talento e a raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, Venere in Scorpione ti rende più passionale e sensuale, quindi approfittane per vivere momenti indimenticabili con il tuo partner. Vergine, questa settimana è un periodo di grande organizzazione e produttività. Mercurio in Capricorno ti aiuterà a portare a termine i tuoi progetti e a raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, Venere in Scorpione ti rende più attento e premuroso, quindi approfittane per fare colpo sulla persona che ti piace. Bilancia, questa settimana è un periodo di grande equilibrio e armonia. Mercurio in Capricorno ti aiuterà a trovare la tua pace interiore e a raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, Venere in Scorpione ti rende più sensuale e affascinante, quindi approfittane per vivere momenti indimenticabili con il tuo partner. Scorpione, questa settimana è un periodo di grande passione e sensualità. Venere in Scorpione ti rende più attraente e affascinante, quindi approfittane per conquistare il cuore della persona che ti piace. In amore, Mercurio in Capricorno ti aiuta a comunicare le tue emozioni e a raggiungere i tuoi obiettivi. Sagittario, questa settimana è un periodo di grande entusiasmo e ottimismo. Mercurio in Capricorno ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi e a realizzare i tuoi sogni. In amore, Venere in Scorpione ti rende più passionale e sensuale, quindi approfittane per vivere momenti indimenticabili con il tuo partner. Capricorno, questa settimana è un periodo di grande concentrazione e determinazione. Mercurio in Capricorno ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi e a realizzare i tuoi sogni. In amore, Venere in Scorpione ti rende più romantico e sensibile, quindi approfittane per vivere momenti indimenticabili con il tuo partner. Acquario, questa settimana è un periodo di grande creatività e innovazione. Mercurio in Capricorno ti aiuta a esprimere il tuo talento e a raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, Venere in Scorpione ti rende più passionale e sensuale, quindi approfittane per vivere momenti indimenticabili con il tuo partner. Pesci, questa settimana è un periodo di grande sensibilità e romanticismo. Venere in Scorpione ti rende più attraente e affascinante, quindi approfittane per conquistare il cuore della persona che ti piace. In amore, Mercurio in Capricorno ti aiuta a comunicare le tue emozioni e a raggiungere i tuoi obiettivi. Classifica dei segni più fortunati. I segni più fortunati della settimana sono Ariete e Sagittario. Questi segni sono favoriti dall'influenza di Venere in Scorpione, che rende loro più passionali, sensuali e affascinanti. I segni meno fortunati della settimana sono Cancro e Vergine. Questi segni possono essere un po' più nervosi e ansiosi, a causa dell'influenza di Mercurio in Capricorno.